Buonasera a tutti, benvenuti al Grand Central, a questo secondo appuntamento dell'edizione estiva del Grand Central Literary Festival. È un piacere per me vedere una sala così affollata di lettori appassionati, curiosi, e anche da casa ci stanno seguendo in diretta sul gruppo di Mestre Mia, per cui ringrazio sempre Chico per le riprese della sua presenza qui. Grazie Chico. Questa sera è ulteriormente bello vedervi così numerosi perché parleremo di poesia. Abbiamo infatti un libro, una raccolta di poesie da presentare. In genere mi dicono che la poesia venga un po' snobbata, ma invece questa sera la rivaluteremo grazie all'intervento di Cristina Ceroni. Ciao Cristina, benvenuta a Grand Central. L'autrice di Un suono imperfetto, la sua prima raccolta di poesie, di cui questa sera conosceremo un po' la genesi e i contenuti, grazie anche e soprattutto alla collaborazione di Francesca Brandes, che rivedo sul palco di Grand Central, e di Alessandra Prato, rivedo anche lei, anche se eravamo in formazioni diverse. Però è un piacere che ci sia questa collaborazione, questa rete, questa connessione fra autori, presentatori, moderatori. È bellissima questa cosa. Ci sono anche molti autori che hanno partecipato tra il pubblico stasera, quindi sono veramente felice di questo. E io mi fermerei qui con i saluti iniziali, passerei direttamente la parola a Francesca che introdurrà la serata. Aspetta, passiamo al dietro? Come volete. Davanti. Sì, che dopo così ce lo passiamo. Stasera siamo senza wifi. Bene, funziona lo stesso. Grazie a tutti per essere intervenuti questa sera, perché è un'occasione bella di parlare di una poetessa esordiente, perché è il suo primo libro, l'abbiamo già presentato, è la seconda presentazione, l'abbiamo già presentato a Venezia, di un personaggio assolutamente incredibile che ha deciso finalmente di dare alle stampe il suo primo libro di poesia con l'editore Biblion nella collana di Giacinto Edizioni, vale a dire Cristina Ceroni. Perché dico un personaggio straordinario? Perché lo è, perché è vero, perché si tratta di una donna di legge che per molti anni ha tenuto cattedra a Ca' Foscari. Si tratta di una persona che anche è una grande musicista, è una cantante, quindi ha un'occhiata sul mondo, io direi a 360 gradi da un certo punto di vista. Però quando ho avuto occasione di vedere inizialmente, ancora in abbozzo, questa raccolta di poesie, mi sono resa conto che c'era qualcosa che la connetteva da tutti i punti di vista riguardo alla sua vita. Ed è bello ed è importante che un autore parli della sua vita in un modo naturale, qualcosa di assolutamente studiato non vale nulla. Non siamo qui a parlare, non lo saremo mai, a parlare di una poesia perfetta, perché una poesia perfetta in realtà non può esistere. Infatti il titolo, io vorrei partire proprio dal titolo di questo libro di Cristina. Un suono imperfetto. Che cosa significa un suono imperfetto? Significa un suono imperfetto come noi, imperfetto come la vita, caldo come la vita. Avete presente quel bellissimo film che si chiamava La forma dell'acqua, in cui c'è un dialogo tra la ragazza e la bestia che dice: la cosa è bella ed è importante ed è realizzabile, l'amore tra loro due, proprio perché c'è una forma, una sorta di imperfezione. Ed è questo fondamentalmente che connota il versante musicale ed il versante autoriale di Cristina. Non esiste una nota che sia perfetta di per sé. Infatti, in questi giorni stanno preparando per Piazza San Marco un grande concerto con il suo gruppo. Le musiche che il grande maestro Morricone ha preparato per il Marco Polo, e mi veniva in mente, pensandoci quando lei me lo raccontava, un'altra musica di Morricone, la famosa Crisis del pianista sull'oceano, dove
la magia di quel pezzo parte essenzialmente, proprio e assolutamente, da una nota stonata, da una nota che non ci sta. Perché è quello a rendere veramente prezioso quel pezzo. È quella minima imperfezione, quella dissonanza che lo rende unico, che lo rende speciale, così come ciascun testo deve avere in sé una lieve dissonanza. E poi mi sono scritta 2 testi che vi voglio leggere proprio per introdurre Cristina. Uno è del grande Yves Bonnefoy e l'altro è di una grandissima poetessa che io adoro, la Zimbowska. Parliamo di Bonnefoy, è un testo del 1958, un testo del 58 che dice: c'era che bisognava distruggere e distruggere e distruggere, c'era che solo a questo prezzo si dà salvezza. Rovinare il volto nudo che cresce nel marmo, maltellare ogni forma, ogni bellezza. Amare la perfezione, perché essa è la soglia, ma appena conosciuta, negarla. Morta, dimenticarla, perché l'imperfezione è la cima. Si parte da un tessuto che è un tessuto di conoscenza, che è la soglia, e si va verso qualcosa che è unico, che è la via di ciascuno di noi verso qualsiasi cima, che è l'elezione, che è la particolarità, che è la specificità di ogni autore. E è questo il suono imperfetto di Cristina. E poi a chiosa proprio un verso della Zimbowska, formidabile, meraviglioso, che ci solleva tutti, che dice semplicemente così: a noi è negata l'idiozia della perfezione. E con questo assolutamente possiamo finalmente cominciare a parlare di Cristina, che sicuramente evita l'idiozia della perfezione, perché il ritmo la forma del verso, che è un verso suonato, che è un verso talvolta martellante, che è un verso che utilizza assolutamente in modo pervicace e preciso l'assonanza, l'onomatopea, la violenza, che è una ritmica interna, uno spartito interno, parte da quella minima imperfezione, che poi è quello che di dinamico c'è nella nostra vita, vero Cristina? C'è quello che di formidabile abbiamo, c'è la differenza di ciascuno di noi che è valore di ciascuno di noi, perché la poesia non è altro che vita vissuta, portata in un concerto alla portata di tutti, e deve essere alla portata di tutti. Quando io leggo versi che non comprendo, che si avvitano su se stessi senza avere la pregnanza, ne so, certe cose si possono anche mettere a parte, versi di Zanzotto sono straordinari e strepitosi, non sempre li comprendo subito, però la poesia ha anche una funzione sociale, anche una funzione di racconto, anche una funzione di ballo, di danza. Noi questa sera con Cristina possiamo cantare e ballare sui suoi versi. Allora io le faccio una domanda semplice ma fondamentale. Domando a lei, per lei, che cosa significa, che valore ha la poesia. Grazie Francesca per questa tua presentazione che mi è molto cara, perché sai sempre corrispondere esattamente alle mie coordinate. È una domandona, che cos'è per me la poesia? Intanto comincerei da una cosa molto semplice, molto concreta, perché io cerco di poetare in modo concreto anche. Il rapporto che io ho con la poesia è lo stesso rapporto che ho con le corde vocali. Ho sempre paura di perderle e alla fine però le trovo sempre. E quindi c'è sempre questo rapporto di ansia, di perdita, di non riuscire più ad agganciare un momento magico come è per me il canto, e per la poesia è lo stesso. Ho sempre paura di non riuscire più a trovare l'incanto di quel momento dove sento che sta uscendo, si stanno assemblando parole, suoni, movimenti. Ecco, per me la poesia è movimento che suona dentro,
e lo sento quando arriva questo movimento che poi diventa suono e si fa parola. Mi chiedono da che cosa ti viene l'ispirazione. Da nulla. Ci può essere un avverbio che trovo su un giornale, può esserci una musica che sento alla radio, una frase che trovo su un quotidiano. Scatta, c'è qualcosa che mi chiama dentro e sento che c'è un ronzio e quel ronzio mette in moto delle sequenze. Per me, sapendo che forse me l'avresti fatta questa domanda, per me la poesia è frequentare un luogo anzitutto silenzioso, appartato, dove io mi posso ritrovare profondamente, come una sorta di cantina dove lì accedo e dove lì trovo dei pezzi che magari non sapevo di avere e questi pezzi li combino e sento che possono avere un senso. E quindi per me poetare è proprio questo, trovare un luogo dove esserci, dove stare per sognare. E trovo che la poesia debba essere un luogo onirico, un luogo paradossale, onirico, imprecisato. E la bellezza della poesia è che in questi luoghi tutti possono accedere, perché in questa forma di oniricità, di paradossalità, di inconsuetudine, alla fine però si formano dei suoni che emozionano. Ed è questo il senso della poesia. La poesia non deve spiegare, la poesia deve emozionare. E se ci fa emozionare tutti possiamo entrare dentro a questo grande mondo. Quindi per me la poesia non è un esercizio di spiegazione, ma è un esercizio di immaginazione, un viaggio nel paradosso dove posso dire quello che voglio, posso stare come voglio e dove invito gli altri a entrare, perché solo così ci sentiamo liberi. Certo che tra me e te arriveremmo alle medesime conclusioni da due viaggi completamente diversi. Poesia può essere anche urlo, poesia può essere anche denuncia, poesia può essere anche grido, ma io ci arrivo da un altro versante. Il monte è quello, la cima può essere quella, altrettanto imperfetta, ma ci si può arrivare, anche questo è bellissimo. Qui in sala abbiamo degli autori che io credo sia giusto anche ricordare, abbiamo Roberta Vassalli, che ringrazio di essere qui questa sera, ringrazio Walter Esposito, che è un altro poeta, autori come Roberto Tassan, che vedo sullo sfondo, che è uno scrittore, autori come Annalisa Bruni. Ecco, io credo che tutti noi possiamo comprendere quello che tu hai detto, per entrare ancora di più in Medias Res. A me piacerebbe tanto che Alessandra Prati ci facesse il grande regalo di leggerci le poesie, alcune poesie di Cristina. Ringrazio ovviamente anche l'amica Alessandra Prato perché attraverso la sua voce lei dà voce alle mie parole e quindi grazie anche a lei, grazie a Silvia Scagnetto che gentilmente mi ha invitato a far parte di questo festival a cui partecipo molto volentieri. Ringrazio anche Emanuele Zane che purtroppo questa sera non c'è perché non sta bene e che è l'autore di quei bellissimi disegni che impreziosiscono la raccolta di Il suono imperfetto. E poi ringrazio tutti voi che siete venuti qui questa sera per farmi compagnia e sentire le mie poesie. Grazie a tutti. Speriamo di va bene. Cercatori, vengo a trovarti perché con te cerco l'alba. I tramonti mi pesano più dei funerei addii. Cercatori di gemme su alberi ancora sconosciuti, mi serve il tuo sguardo per scommettere
sui nostri occhi. La voce che sdrucciola, scivola, sfrigola, corre e si accuccia, si ferma perplessa, riparte convessa, estrosa si appiglia, di colpo scompiglia le pause, tra detto e non detto, e su tutto il respiro che incerto si fa anima. Metamorfosi. Ti guardo e divento risacca che si arrende alla sabbia. Non sono più mare, non sei più terra, siamo un abbraccio che scivola da ogni perché. Dove? Dov'è la tua mano? È diventata un pugno. La tua maschera ha il volto della nebbia. Come rondine spezzata, mentre canta il suo cielo, mi ingoiava un buio senza suoni, un vento senza colori. Non sono morta, sono quel piccolo sasso di donna. Rotolando piano, vado al grande fiume che scorre indifferente verso la foce. La quercia. Ascolta il mio canto e guarda le lacrime. La bella quercia è caduta. Abbracciava i venti e i silenzi, consolava l'eclissi dei cuori. Le larghe radici ora sono unghie. L'ha uccisa il dito del fulmine o il veleno della tigna paziente. Sperava di udire le stelle. Le è rimasta solo la notte. Rumore. Che suono fa il dolore? È il tonfo dell'animale colpito, un dente spezzato, una diga che cede. È il colpo che passa la tempia. Svegliati ragazza, esci dalle nere foreste, allontana le stelle morte, respira la musica dei girasoli, annusa l'odore dell'alba e i colori dei canti che escono ancora dalla tua bocca. Inonda la tua gola di sole, così parlerai di nuovo la lingua d'oro di chi sa camminare solo con i sandali ai piedi. Grazie Alessandra. Le mie parole sono sommamente inutili, non hanno nessuna ragione d'essere di fronte al testo poetico, possono solo cercare di accompagnarlo, possono soltanto cercare di capire, al di là proprio della lettura bellissima di Alessandra, quali possono essere le ragioni, le motivazioni di partenza, per cui una musicista, una donna di legge, decide di dare alle stampe le sue poesie. Avete sentito che Cristina privilegia una dimensione onirica che però ha molto a che fare con il suo quotidiano, ed il suo quotidiano è un quotidiano solitario e sensitivo, per cui questa dimensione di meditazione che io sento profondissima nel suo lavoro, meditazione pura, meditazione di rapporto con la differenza tra il qui e l'altrove, l'essere misurata costantemente ed avere dei guizzi improvvisi di ribellione intima, sempre contenuta però da una certa compostezza, che questa è una cosa che la contraddistingue. C'è tantissimo desiderio nei lavori di Cristina, ma il desiderio è un desiderio vitale, fondamentale, per cui anche quando ci parla di una quercia, di un ricordo, di qualcosa di infinitamente piccolo, noi possiamo sempre leggere in questo ritmo sincopato, in questa danza dolcissima, l'infinitamente grande. E quindi al di là dell'imperfezione di partenza, che poi abbiamo detto è la sommità della nostra cima,
del nostro fare arte, mi interesserebbe comprendere e che lei ci spiegasse da un punto di vista proprio tecnico quali sono gli strumenti che utilizza per rendere le sue poesie spartito. Altra domanda complessa e improvvisa a cui devo rispondere perché era inaspettata. Io sento, praticando la musica e quindi avendo questa percezione dello spartito con le cadenze dello spartito, perché a me piace leggere lo spartito, si forma dentro un ritmo interno, un suono interno che poi non è molto differente che si esprima in musica o che si esprima con la parola parlata, con l'esperienza della prosodia oppure della poesia. Io sento un ritmo e sento anche l'assonanza tra le parole, che a volte non sono proprio perfette tra di loro, però sono eufoniche, stanno bene insieme e quindi funziona. Se ci fosse un avverbio o un sostantivo che è più azzeccato ma meno eufonico, lo tolgo, perché io faccio prevalere sempre l'aspetto ritmico ed eufonico. La poesia deve fluirti dentro e non mi importa se non ha coerenza, perché poi la poesia si fa da sola, la coerenza se la trova da sola e sento che funziona. Poi ho un sistema che è quello che anche questo mi corrisponde, faccio dimagrire sistematicamente le poesie, su questo ci siamo anche confrontati parecchio, quindi dopo che io prendo la poesia la scrivo abbastanza di getto e poi la lascio lì perché è nata. Poi la riguardo e comincio a togliere fin tanto che resta l'osso. E quando la poesia è l'osso, cioè non c'è niente che sia ridondante, quella mi piace, quella la congedo. Un'opera in levare, quindi, da un certo punto di vista, più che in battere. Anche. Diamo parola ad Alessandra, che è meglio di me. Ricordi. Rugosi ricordi, rose recise, radente la luce della sera. Sciolto per sempre l'incanto del prezioso nodo, sei custode dell'inutile segreto. Passi. Il tuo è quasi un fruscio che risveglia odori di siepi tagliate. Il bisbigliare assorto di parole senza senso mi conforta di più delle vocali materne sospese nel canto dei miei desideri. Aspettare. Aspettare il suono che muta da fluida membrana a materia d'anima che si fa volo. Ascoltare i passi del vuoto che squarcia e richiude le assi del sogno finito. Guardare il lato sinistro corroso dalla nebbia d'infauste cantilene. Desiderare il sonno che ripara. Sapienza capovolta dall'antico bambino stupefatto e muto ridente, mano che si apre per contare le 5 dita del mondo, sapere senza conoscere, prendere senza afferrare, sabbia che sfarina leggera, osservare, non spiare la nuda schiena dell'uomo senza volto, salutare senza togliere lo sguardo dall'arcobaleno issato per la festa di passaggio, sosta forzata. Il melograno. Datemi parole, non spiegazioni. Ho bisogno di parole buone,
da gustare una a una, come i chicchi del melograno, rosso e panciuto, pronto ad aprirsi al generoso parto d'una stille di rubina prosperità. Mi vesto. Mi vesto di pensieri odorosi, mentre il bosco ha già nostalgia dell'autunno. Il passo si adagia sull'erba piegata di pioggia. Cammino sul lato destro della vita. A mio padre. Ti guardo, mentre inchiodi domande a cui non so rispondere. Segui le gocce mentre scendono lungo i vetri, senza sapere perché. Ti aspetto, ti prendo per mano, prima che la notte decida il tuo sonno a occhi aperti. Dove abitano? Dove abitano i tuoi sogni? Non dentro gli occhi che vedono senza guardare, non dentro il corpo che sente senza provare, nicchia senza più muscoli. Abitano in quel bosco segreto dove ogni albero è un ricordo, un suono, un'idea piantata nella vita. Mostrami le tue stelle capovolte perché anch'io comprenda quella luce. Voglio saltare con te sugli anelli di Saturno e più in là fino al pianeta dove ti aspetta Marta, dagli occhi morbidi e dai piedi color amaranto. Dove abitano i nostri sogni? Dove sono le nostre stelle capovolte? Sono domande a cui è difficile rispondere e contemporaneamente molto semplice. Basta lasciarsi andare al ritmo delle poesie di Cristina, alla quale darei la chiusa ideale di questa presentazione, lasciandola finalmente leggere. Grazie Francesca. Per me, Francesca lo sa, non amo leggere le mie cose, però ne ho scelte 2, forse ne leggerò 3, anche se non è d'accordo Francesca, allora... No, Francesca non ha detto niente. Francesca non ha detto niente, allora decido io, ne leggo 3. Leggo la prima. Ho incontrato la donna dal volto profumato di sandalo. Gli occhi imbevuti di zenith guidavano la luce della sera impigliata sui tetti. Adagiata sulla sua cantilena, salmodiava passi di sangue e di miele, silenzio in labbra sottili d'orizzonte. Poi ve ne leggo un'altra che ho scelto perché è proprio un esempio di come io intendo la poesia come spartito parlato, chiamiamolo così. E si intitola Guido. Guido è un musicista, è un mio grande amico, purtroppo anche lui questa sera non c'è, ed è una persona che ha significato molto nella mia vita perché ha attraversato il momento della metamorfosi, il passaggio dalla mia vita di giurista alla mia vita di musicista. E lui è stato un maestro molto severo perché io solfeggiavo malissimo e mi ha fatto anche piangere, però devo dire grazie a lui se il ritmo poi un po' alla volta è entrato dentro di me e si è impadronito di me. La poesia è dedicata a lui. Tu che di guida hai nel nome un destino, portavi i miei passi incerti alla danza felice delle note. Il vuoto,
il pieno, il suono, il silenzio, il passo leggero del cosmo. Ritmo binario e ritmo ternario. E infine vorrei congedarmi da tutti voi con un aforisma più che una poesia. La consonante. Se cambi consonante, pace diventa pane. Tutto qui. Possiamo anche lasciare spazio a qualche impressione del pubblico, se ce ne sono, qualche domanda. In realtà ne ho diverse. Avrei un commento e 3 domande. Non farti venire un coccolone, per piacere. Te le faccio una alla volta o tutte assieme? Spero di essere preparata, una alla volta. Guarda, prima di tutto il commento, su cui magari anche un tuo commento. Hai detto che quando ti è stato chiesto che cos'è per te la poesia, hai fatto un bel discorso, sintetizzando hai parlato di musica e di emozioni. Hai detto, per me la poesia è emozione. A me personalmente è capitato di meditare, io leggo molto poesia, leggevo adesso insomma un po' meno, ma comunque mi è capitato di meditare su cosa sia per me la poesia. E per me essenzialmente la poesia è ciò che mi rasserena. Quindi io direi che non è tanto emozione, ma rasserenamento per me. Sono triste, sono stanco, sono apatico e la lettura meditata di una poesia è qualcosa che mi dà gioia, mi dà felicità. E questo è il mio primo commento. Se hai un commento su questo, se no passo alla domanda. Se vuoi ti rispondo subito. Sì. Allora, io sono d'accordo su quello che ciascuno trova con te che ti rassereni, ecco. Perché recupero quello che ho detto in partenza. Per me la poesia è un luogo dove ognuno trova qualcosa, un luogo appartato, dove uno può trovare serenità, dove uno può trovare gioia, dove può trovare fastidio, può trovare rabbia e dà la possibilità di esprimerlo, ma non di spiegarlo, ma semplicemente di esprimerlo, perché solo così tu provi quel senso di rasserenarti, perché entri in quel luogo senza spiegazioni, devi poterlo immaginare e quindi poterti identificare in quel luogo. Certo. Grazie. Prima domanda. La nostra introduttrice ha parlato all'inizio della nota che non ci sta, dell'idiozia della perfezione. Allora la domanda un po' così balzana, provocatoria, è: qual è in questa tua opera la nota che più non ci sta? Qual è la maggiore imperfezione, quindi di cui forse sei più orgogliosa? No, è una domanda complessa, perché in realtà poi io non sono mai totalmente soddisfatta delle mie poesie, perché come tutti vorremmo sempre, ecco, però ho imparato a trattenermi dalla lusinga di ritoccare troppo, perché alla fine si rovina. Quindi proprio anche nell'imperfezione, dopo aver, come ho detto, ridotto all'osso, io la lascio, la congedo, come un figlio che è arrivato a un certo punto della vita bisogna lasciarlo andare. Così le poesie, perché se ci torni troppo sopra, allora non è più un poetare, ma è un cruciverba, dove incastri le parole giuste, e non è questo che io voglio. Ultima domanda. Voglio superbia, non è questo quello che io desidero. Vuoi?
Ultima domanda. Ho ascoltato le poesie lette, prima di tutto mi permetto di complimentarmi con una lettrice che ha dato una lettura veramente coinvolgente, appassionata e molto alta. Si sente che sono poesie di musicista. Dovrò rileggerle perché insomma devo vedere la parola scritta, sentire non riesco del tutto perlomeno, però così come prima impressione mi era piaciuta in modo particolare una delle prime lette, quella dove dice, a un certo momento un verso dice la risacca si arrende alla spiaggia. Ecco, ti chiederei di illustrarmela, di risentirla, di spiegarmela. Questa poesia l'ho pensata come il senso della fusione che avviene quando per un incontro magico di anime tu vai in risonanza. Ecco, potrei usare un altro termine musicale, quando si va in risonanza, come un diapason. Ecco, questa metafora della sabbia e della risacca sta a dire che a un certo momento c'è un non luogo transeunte, che non è proprio questo, non è quasi quello. Ed è un po' quella risonanza che hai quando hai un diapason che sta per mettersi in accordo con un altro diapason o con la voce. C'è quello scarto quel cronoscarto, ecco, di tempo, che è un tempo grigio, è un suono grigio, ma in quel momento sta per fondersi. Ti ringrazio, ho esaudito le domande. Grazie a te, Bruno. Ne avrei una tecnica, però lascio lo spazio da... Io ne ho una domanda. Certo, grazie. Allora, siccome, come vi ho detto prima, queste poesie sono semplici da leggere perché sono piene di ritmo, sono piene di allitterazioni che cascano nel momento giusto, sono proprio eufoniche e questa è già una cosa facile da fare. E volevo sapere da lei, da Cristina, come mai c'è spesso una pausa, uno spazio di pausa prima dell'ultimo verso. È una cosa che ho notato spesso in questa scrittura. Qualcosa di teatrale. Vero? Infatti volevo sentire. Ma questa penso che sia un rilievo delle mie tante imperfezioni di chi entra nel mondo della poesia adesso, nonostante i molti anni che le scrivo. Forse perché sento, ritorno alla metafora dello spartito musicale, che a volte proprio c'è bisogno di un respiro prima di fare una chiusa. Giusto. Come noi facciamo cantando, prima di arrivare magari a una sequenza, a una progressione, a un fugato, e poi vai. Giusto. C'è una domanda. Posso agganciare a quando diceva Cristina, io sono un collega cantore insieme con lei e vorrei ribadire quanto lei ha espresso adesso, perché nella musica ci sono tante note, ma ci sono anche tante pause e soprattutto a volte la musica è fatta più di pause che di note. Grazie. Grazie. Abbiamo un'altra domanda. Intanto mi sono piaciute molto, sono Roberta, scrivo anch'io. Sto passando un momento particolare, sono più volentieri. E io però penso alla poesia e la scrivo. Non credo che ci sia una poesista o una poesia imperfetta. La poesia è qualcosa di personale, che ognuno vive nel proprio io, quindi libera di manifestarsi
libera di non essere anche spiegata. E mi dispiace per coloro che non apprezzano la poesia, nel senso, io conosco molte persone che mi dicono io la poesia non la capisco, io resto basita, io non riesco a capire come non possa essere capita una bellezza tale paragonabile solo a un quadro. Ecco, chiedo se è la stessa cosa e chiedo come possa essere valorizzato il verso che sia libero, che sia con la metrica, che sia comunque quello che sia, però che sia poesia, che sia sempre più valorizzata e fatta conoscere. Grazie. Ringrazio della domanda che mi fai, che fate domande difficilissime a cui posso dare soltanto una mia risposta personale. Intanto ognuno è libero di percepire come crede il mondo e quindi la poesia. Anche a me, per esempio, non piacciono alcuni generi musicali. Io, per esempio, non riesco a entrare in sintonia con il jazz, perché la musica jazz ha troppe interruzioni, ha un fraseggio troppo frammentato che anziché portarmi a un ritmo che mi dà un senso anche all'orecchio, mi crea uno stato di tensione, però non giudico perché ci sono gli appassionati di jazz e questo vale anche, credo, per la poesia. Ribadisco il mio concetto di poesia. Per me la poesia è un linguaggio contratto, ecco, non è una narrazione, è un linguaggio fatto per contrazione, che evoca luoghi misteriosi, anche paradossali, come ho detto, in cui ognuno può riconoscersi, e questa è la libertà della poesia. Rispetto alla narrativa, che invece ha una forte componente cognitiva, razionale. Qui non c'è bisogno di spiegare niente, c'è solo bisogno di entrare e immaginare. Basta. Ed è un luogo libero. Come può essere valorizzata? Presentandola. Io credo che c'è un'educazione anche a questo tipo di suoni parlati e non è snobismo il fatto che la poesia in qualche modo è terapeutica. Io credo che la poesia abbia anche una sua componente terapeutica, proprio perché, essendo onirica e paradossale, dà a tutti la libertà di immaginarsi dentro quella parola. Io credo però che le scuole abbiano un ruolo importante verso poeti emergenti di ogni estrazione, di ogni pensiero, di ogni tipo di scrittura, che non studiare, diciamo, tutti quelli che noi abbiamo già studiato, quindi i poeti che sappiamo, che sono, sappiamo. Qui ci addentriamo in un campo tecnico su cui non ho competenze e non voglio dare... Sì, però avrebbe anche quel ruolo, secondo me, riguardo proprio alla divulgazione. Ma io non vivo la poesia come espediente per didattico o peggio ancora per catechizzare. No, non era meramente per guadagno, io dicevo come estensione, come condivisione. Grazie. Grazie a te. Facciamo malanni. Dal pubblico ancora qualche intervento, qualche curiosità su Cristina, la sua opera? Faccio io una domanda a Cristina, invece ho avuto il privilegio, insomma, di poter leggere il tuo libro. È diviso in 3 parti, ognuna delle quali ha un titolo. Sì. Sono anche questi termini che derivano dal mondo musicale, anche se il primo ho dovuto andare a googlarlo, come si dice oggi, perché ho immaginato che appartenesse al mondo della musica, ma non lo conoscevo perché è troppo tecnico e non lo conoscevo. Volevo chiederti se li hai scelti tu, in base a cosa li hai scelti, eccetera, eccetera. Ti ringrazio molto, Silvia, perché questa domanda è una domanda secondo me fondamentale, un po' per entrare dentro al senso della mia raccolta.
Allora, la mia raccolta sì, è tripartita, chiamiamola così, si divide in 3 momenti, in 3 sessioni. La prima sessione l'ho chiamata pneuma. Pneuma in greco, pneuma vuol dire respiro e per eccellenza è il suono. Il pneuma, pneumatos è il respiro di Dio, il respiro cosmico, quello attraverso il quale tutto si fa. Quindi è il suono per eccellenza e io ho dedicato il suono per eccellenza alle poesie del cuore, perché credo che in quei momenti noi rasentiamo delle risonanze che hanno del divino, in uno stato di così provvisorio, in uno stato di ebbrezza emozionale. Poi ho usato 2 termini strettamente tecnici che sono dissonanze e armonie. Allora, le dissonanze è quando un suono è disarmonico, è un suono fastidioso da accostare ad un altro e crea un effetto disfonico, cioè qualcosa che sentiamo che l'orecchio non accetta. E allora le poesie del dolore l'ho accostato alle dissonanze perché il dolore è qualcosa che ci lacera, qualcosa che ci ferisce. Ecco, il suono dissonante ci ferisce e anche il dolore ci ferisce e quindi l'ho chiamato così. E poi la terza sezione l'ho chiamata armonie perché contrariamente alle dissonanze il suono armonico è quello che combina in ordine diciamo precostituito un effetto di serenità, direbbe Bruno, quindi un aspetto che ci porta l'orecchio a sentire che così deve essere e quindi qualcosa che si completa facendosi. E le armonie le ho dedicate alle poesie degli affetti e quindi a tutte le persone che in qualche modo hanno attraversato o attraversano la mia vita non in chiave sentimentale ma in chiave affettiva e quindi ci sono dentro anche le mie figlie e c'è dentro anche il mio cane. Se voi mi permettete io vorrei leggervi la poesia che a me sta a cuore e che dedico al mio cane. Me lo permettete? Dipende da che razza è il cane. Bellissima. È un meticcio, è un incrocio tra un pastore svizzero e un chissà cosa, comunque è una lupa bianca che si chiama Tea. Io sono molto affezionata al mio cane, che costituisce una presenza benefica, costante, terapeutica della mia vita. Pelosamente mi guardi, ti rispondo adagiata nei tuoi pensieri e immagino di abbracciarti abbaiando a 4 zampe. Un cuore batte umido a ogni vocale sussurrata nelle tue grandi orecchie dipinte di festosa impazienza. Grazie Cristina. Prego. Soltanto da complimenti anche da parte del mio I.O. perché ha apprezzato moltissimo l'ultima poesia. Volevo ringraziare Cristina Ceroni, naturalmente tutti quelli che hanno presentato le sue belle poesie. Dico belle perché mi hanno emozionato, hanno smosso qualcosa in me e pur non avendole lette ma solo ascoltate, mi sono ritrovato in qualcosa, perché sto passando anch'io un momento particolare e volevo vedere se magari ho percepito in maniera corretta un desiderio di libertà. Viene fuori, secondo me, da alcuni versi di queste poesie. Esprimere tante cose che fanno parte del vissuto di una persona, quindi della poetessa ma anche
di tutti noi, e poi in tutti noi troviamo quel qualcosa che vogliamo esprimere, ma che è anche una forma di liberazione, come se non siamo giovanissimi, nessuno qui presente, abbiamo tutti un grosso bagaglio di esperienze positive, negative, difficili, eccetera. Ne siamo fieri, le portiamo nel nostro DNA, diciamo ormai, però c'è anche un desiderio di liberazione, di libertà, come delle grosse valigie che abbiamo voglia di lasciare a terra e di continuare il nostro percorso, che sarà ancora lunghissimo, ma più leggero. Per quel poco che ti conosco credo che l'abbia indovinata, vero? Vuoi aggiungere qualcosa? No. È così. Considero la poesia, per quanto mi riguarda, un antidoto terapeutico che mi ha salvato in alcune circostanze, dando proprio libertà ad essere quella che sono, né più né meno. Non mi interessa, vado sul pianeta, sugli anelli di Saturno. L'importante è che potessi avere un'arma, ecco, fantasiosa, creata dalla mia anima, per potermi autoterapeutizzare, perché è così, è un'esperienza terapeutica, come la musica. Grazie Cristina. Nella nostra telefonata dell'altro giorno mi dicevi che con questa sera vuoi chiudere un ciclo. Sì. Se ne aprirà un altro, quindi ci vuoi anticipare qualcosa o aspettiamo un momento migliore? Grazie Silvia anche per questa domanda. Allora, io con questo incontro bellissimo, perché anch'io empaticamente sento che voi siete stati qui in modo presente, ecco, quindi c'è stata una risonanza tra me e chi mi sta davanti, e questo è già un grande regalo. Considero finito questa presentazione del mio libro e sono felice di averlo fatto qui a Mestre, perché ho trovato in Mestre un habitat estremamente stimolante, molto accogliente, e ringrazio Silvia per avermi dato l'opportunità di presenziare al suo festival. Per Scaramanzia non dico niente, ma poetare è una necessità, e quindi vedremo. E io ringrazio Guido Vianello, che mancava la lista degli autori che ci ha prima fatto Francesca, perché anche lui un autore, è spesso protagonista di questo festival e che ha creato la connessione, insomma il passaparola, per cui Cristina poi mi ha cercata e siamo riusciti a organizzare questa serata. C'è anche Davide Friziero, lo ricordiamo, tra gli autori questa sera. E veramente, come dicevo prima, è sempre bello vedere che ogni mercoledì comunque, oltre al pubblico normale, poi magari ce ne sono altri che io non conosco, non me ne vogliano, ma che gli autori che sono già venuti a questo festival continuino a venire a vedere anche le presentazioni degli altri, perché è una cosa veramente carina. Quindi, che dire, grazie a tutti di essere stati qui. Cristina voleva aggiungere qualcosa? Ringrazio di nuovo Francesca, ringrazio Certo. di nuovo Alessandra, grazie Silvia, grazie Guido, grazie a tutti. Alla prossima. Grazie. Ringraziamo ovviamente il Grand Central per l'ospitalità, per il sostegno a questo festival, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con Nicola Gallo e il suo giallo, Il respiro del diavolo. Vi aspetto a mercoledì. Buona serata.